capitolo 9 di Giobbe, dal primo verso. Allora Giobbe rispose e disse: sì, certo, io so che è così. Come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio? Se all'uomo piacesse disputar con Dio, non potrebbe rispondergli su un punto fra mille. Dio è saggio e grande in potenza. Chi gli ha tenuto fronte e se n'è trovato bene? Egli trasporta le montagne senza che se ne accorgano. Nel suo furore le sconvolge. Egli scuote la terra dalle sue fondamenta e le sue colonne tremano. Comanda il sole ed esso non sorge. Mette un sigillo sulle stelle. Da solo spiega i cieli. Cammina sulle più alte onde del mare. È il creatore dell'Orsa, d'Orione, delle Pleiadi e delle misteriose regioni del cielo australe. Egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Ecco, egli mi passa vicino e io non lo vedo. Mi scivola accanto e non me ne accorgo. Ecco, afferra la preda e chi si opporrà? Chi oserà dirgli che fai? Dio non ritira la sua collera. Sotto di lui si curvano i campioni della superbia. Io come farei a rispondergli, a scegliere le mie parole per discutere con lui? Avessi anche ragione, non gli replicherei, ma implorerei misericordia al mio giudice. Se io lo invocassi ed egli mi rispondesse, non per questo crederei che avesse dato ascolto alla mia voce. Egli mi piomba addosso dal seno della tempesta, moltiplica senza motivo le mie piaghe, non mi lascia riprender fiato e mi sazia di amarezza. Se si tratta di forza, ecco, egli è potente. Se di diritto, egli dice: chi mi convocherà? Se io fossi senza colpa, la mia bocca mi condannerebbe. Se fossi innocente, mi dichiarerebbe colpevole. Sono innocente? Sì, lo sono. Di me non mi preme, io disprezzo la mia vita. Per me è la stessa cosa. Perciò dico, egli distrugge ugualmente l'integro e il malvagio. Se un flagello a un tratto semina la morte, egli ride dello sgomento degli innocenti. La terra è data in balia dei malvagi, egli vela gli occhi ai giudici di essa. Se non è lui, chi è dunque? I miei giorni se ne vanno più veloci di un corriere, fuggono via senza aver visto il bene, passano rapidi come navicelle di giunchi, come l'aquila che piomba sulla preda. Io dico: voglio dimenticare il mio lamento, abbandonare questa faccia triste e stare allegro, ma mi spavento per tutti i miei dolori. Sono certo che non mi considererai innocente, io sarò condannato. Perché dunque affaticarmi invano? Anche se mi lavassi come la neve, con la neve, e mi pulissi le mani con il sapone, tu mi tufferesti nel fango di una fossa, le mie vesti mi avrebbero in orrore. Dio non è un uomo come me, perché io gli risponda e perché possiamo comparire in giudizio assieme. Non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due. Dio allontani da me la sua verga, smetta di spaventarmi con il suo terrore. Allora io parlerò senza temerlo, perché sento di non essere quel colpevole che sembro. Accomodatevi, fratelli. Che parole! Un uomo onesto, un uomo che ha le idee chiare, ha le idee chiare riguardo a Dio, ha le idee chiare anche riguardo a se stesso. È un uomo che non si nasconde, è un uomo che non
non cerca neanche, pur vedendo in un suo metro terreno, umano, di essere innocente, di non aver fatto quel gran male, dice: ma che cosa vorrei dire io al Signore? Qualunque cosa io possa dire, Egli non è tenuto a rispondermi, e se dovesse rispondermi non è tenuto a parlare di quello che gli chiedo io, e se dovesse parlare di quello che gli chiedo io non è tenuto a dire che io ho ragione, perché la mia innocenza Lui la getta in un attimo nella fossa e sarei di nuovo sporco. È un uomo onesto, un uomo che parla sinceramente, un uomo che parla di tutto il suo dolore. E dice una cosa che deve farci riflettere questa mattina. Giobbe parla onestamente di due realtà che sono inconciliabili. La prima è il pensiero della condizione di peccato dell'uomo. Giobbe dice, e noi lo vogliamo dire con lui questa mattina, che noi siamo dei peccatori. Ognuno di noi è un peccatore. Ognuno di noi fallisce il bersaglio, il senso del termine peccato. Viene il momento in cui siamo chiamati, anche se abbiamo davanti a noi 1000 giustificazioni che provano in qualche modo ad ammorbidire, ad attutire la nostra terribile condizione, deve venire il momento in ognuno di noi, in ognuno dei cuori degli uomini, in cui riconosciamo che siamo, in definitiva, dei peccatori. Siamo dei peccatori. Potremmo valutare tra di noi chi è meglio, chi è peggio, ma il migliore tra noi è un peccatore. Chi di noi, e siamo soltanto all'inizio della giornata, soltanto al mattino, può confessare in questo giorno che non è caduto, che non ha rivolto nella sua mente un pensiero non buono, un pensiero egoista, un pensiero superbo, un pensiero impuro, o qualche azione che abbiamo fatto, qualche atto che Dio non può approvare. Anche quando volessimo mettere in fila i nostri meriti, i nostri buoni sentimenti, la nostra buona volontà, tutto quello che noi facciamo è viziato della nostra carnalità, della corruzione del peccato che ci sta appiccicato addosso, dice lo scrittore agli Ebrei, come un legame che ci avvolge e che difficilmente riusciamo a liberarci. Siamo dei peccatori. Questa è una verità che non possiamo nascondere, anche se ci proviamo tante volte, anche se proviamo ad argomentare dicendo non ho sbagliato, la mia posizione non è scorretta, perché c'è questo motivo, quell'altro motivo, perché ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Alla fine, se dovessimo trovarci nella condizione di Giobbe, perché Giobbe era così, quando andava bene, era onesto davanti a Dio, era sincero davanti a Dio, però il Signore sapeva che quella veste di giustizia che tutti gli riconoscevano gli impediva di vedere la sua reale condizione quando era nudo davanti al Signore. Quando arrivò in quella condizione, quando fu spogliato di tutto, quando tutti quelli che lo stimavano iniziarono a disprezzarlo perché non potevano avvicinarsi a lui, alle sue piaghe, lui riconobbe che se anche poteva dire al Signore di essere innocente davanti a Dio, non era innocente. Questo è il primo pensiero. E il secondo pensiero è, e Giobbe lo ha chiaro nelle sue parole, che Dio è giusto e santo. Dio è giusto e santo. E lo è senza particolarità, senza preferenze, senza valutare con mezzi termini, dicendo vediamo, qualcosa può andare, qualcosa non può andare. Egli è santo. E nessun peccatore può pensare di essere giusto davanti alla santità di Dio. Egli è giusto in ogni maniera e quando noi pensiamo che Egli non sia stato giusto nei nostri confronti, questo non intacca minimamente la sua giustizia. Dio è giusto. Quando ci sembra ingiusto, noi stiamo peccando, perché Egli non è mai ingiusto.
Se ci sembra ingiusto, noi stiamo testimoniando che abbiamo una visione non corretta, perché Egli è giusto. E Giobbe lo dice: io smetto anche di andare a Lui, smetto anche di rivolgere a Lui la mia causa, perché che cosa gli potrei dire? Egli fa quello che vuole, Egli muove le montagne, Egli affossa i superbi, Egli fa quello che vuole, io so che è giusto. Il problema è che a volte non lo capisco. Il problema è che a volte gli voglio attribuire una giustizia terrena, umana, che a volte, diciamocelo fratelli, la nostra giustizia non è la giustizia umana, ma è la nostra giustizia personale, perché neanche quello che noi riteniamo giusto a livello soggettivo è giusto forse per gli altri. Quindi non è una giustizia umana, è una giustizia personale. E Giobbe dice: che cosa voglio dire io al Signore? Io una cosa so, che Lui è giusto. Anche se il peso che mi ha fatto piombare addosso è insostenibile e ritengo che se potessi scegliere non dovrebbe stare sulle mie spalle, però so che Lui è santo e giusto. Il problema è, e lo dice Giobbe, che il pensiero di questo peccato che lo rende inavvicinabile a Dio e il pensiero di un Dio santo e giusto sono inconciliabili. E c'è da spaccarsi la testa. E Giobbe lo dice: io sono un peccatore e Dio è santo e giusto. Ho un grosso problema. Non mi potrò mai avvicinare a Lui. Non potrò mai parlare con Lui. Cosa gli dirò mai? Che speranza avrò mai che Egli ascolti la mia voce o che prenda la mia causa? Sono un peccatore e Lui è giusto. Sono due posizioni probabilmente le più lontane che l'uomo possa mai concepire, più dell'Occidente lontano dall'Oriente, di più. Sono posizioni inconciliabili e questo è un pensiero schiacciante che toglie ogni speranza, che toglie ogni gioia. Quando Isaia vide la gloria del Signore, ve lo ricordate, Isaia capitolo 6, la prima parola che gli uscì dalla bocca non fu gloria a Dio, Signore che privilegio sono la tua presenza, disse: misero me! Io ho visto la gloria di Dio, la sua santità, e io sono un peccatore. Stava dicendo: sono perduto. Non è possibile. E allora, al termine del capitolo 9, abbiamo letto questa espressione, che è un'espressione dell'Antico Testamento, ma che il Nuovo Testamento ci permette di cambiare per la nostra speranza questa mattina. Giobbe dice: non c'è fra noi un arbitro che posi le mani su tutti e due. Che terribile frase. Che tristezza fa scendere nel cuore questa frase pronunciata da un uomo che aveva capito che non poteva raggiungere il Dio Santo perché era un peccatore. Ma questa mattina noi possiamo ringraziare il Signore, perché questa frase la pronunciò Giobbe parecchi secoli prima della venuta di Gesù. Ma noi, parecchi secoli dopo la venuta di Gesù, possiamo dire a Giobbe, ma questa mattina lo vogliamo dire a noi, che c'è uno che può stare in mezzo fra Dio e noi. C'è un arbitro che può posare le mani su tutti e due, Dio e l'uomo, il Dio santo e l'uomo peccatore. E questo arbitro si chiama Gesù. Alleluia. Questa mattina noi abbiamo un arbitro. Questa mattina abbiamo uno che è in mezzo, esattamente come Paolo si espresse nell'epistola a Timoteo. C'è un solo mediatore. Mediatore vuol dire uno che sta in mezzo fra Dio
è l'uomo ed è Gesù Cristo uomo. Alleluia! C'è un arbitro per noi questa mattina. Se qualcuno si sente peccatore, fa bene. Se qualcuno sa che Dio è santo e irraggiungibile, fa bene a pensare così. E non deve pensare che riuscirà mai a raggiungere Dio, perché non ci riuscirà mai. Ma se questa mattina, invece di guardare al nostro fallimento, e invece di guardare all'irraggiungibilità del Dio Santo, noi guardiamo all'arbitro, a Gesù, noi avremo salvezza. Egli è il Signore, Egli è quella scala che unisce il cielo con la terra. E il Signore lo disse prima ancora della venuta di Gesù, quando Giacobbe, il ribelle, il soppiantatore, l'ingannatore, fece l'ennesimo suo tranello per portare il bene. Dio si rivelò a lui. Per la prima volta nella sua vita egli ebbe timore di Dio. Quando? Quando ebbe una visione. E in questa visione vide angeli andare su e giù, dal cielo alla terra. Perché? Perché c'era una scala. Ed egli disse: questo luogo è tremendo. C'è Dio qui. Eppure chiamò quel luogo casa di Dio, Betel. Ed era una figura di Gesù, l'unico che può unire il cielo con la terra. Alleluia. Questa mattina Dio non sarà lontano da noi, perché c'è uno che ci permette di raggiungerlo. Amen. Se riconosciamo il nostro peccato e riconosciamo la sua santità, se deponiamo le nostre giustificazioni e diciamo al Signore, un po' come abbiamo cantato prima nel cantico: così come sono, misero, ingrato, disavveduto, confuso, senza forze, senza speranza, senza alcun motivo perché tu possa accettarmi, così come sono, io vengo a te. Noi scopriremo che c'è uno che ci tocca, perché noi non possiamo arrivare a toccare Dio e Dio non può toccare un peccatore, ma c'è uno che pone le mani su tutti e due. Alleluia. Ed è Gesù. Egli tocca il nostro cuore e tocca il cuore di Dio. Vi ricordate quando i discepoli sulla via di Emmaus parlarono un po' con Gesù? Non ci fu bisogno per Gesù di presentarsi, di risvegliare la loro attenzione dicendo: guardate che sono io. Non ci fu bisogno, perché il semplice parlare con Gesù, il semplice ascoltare le parole di Gesù toccò il loro cuore e loro lo testimoniarono dicendo: ma il nostro cuore si stava scaldando. Qualcuno è stato capace di toccare il nostro cuore nel giorno del lutto più tremendo, del dolore più forte, della speranza che è crollata davanti a noi. In quel giorno qualcuno ha toccato il nostro cuore. L'unico che lo può fare è Gesù. Egli tocca il nostro cuore. Egli è capace di toccare la nostra vita in ogni aspetto. Egli lo vuole fare. Quando c'erano i lebbrosi che rendevano impuri quelli che li toccavano, Gesù li toccava. I ciechi, i sordi, i sofferenti, prima di guarirli, egli li toccava, egli faceva sentire il tocco della sua mano, egli li raggiungeva. E questa mattina è Gesù che raggiunge il nostro cuore. Ma non basterebbe questo. Non basterebbe. Gesù tocca il cuore di Dio. Mi esprimo così per usare l'espressione di Giobbe, colui che mette le mani e tocca con le sue mani tutti e due. Ma cosa voglio dire? Egli tocca il cuore di Dio. Egli sa cosa c'è nel cuore di Dio, perché è Dio. Egli è vero uomo, è vero Dio. Egli sa cosa c'è nel cuore di Dio, perché è il suo cuore. E allora egli è capace di toccare il cuore nostro e il cuore di Dio e metterli insieme e riconciliarci al Padre.
egli sa riconciliare con la sua azione colui che era, abbiamo cantato prima, un vile peccatore, e portarlo nella volontà di Dio. Benedetto sia il nome del Signore. Egli raggiunge l'uomo e raggiunge Dio, unisce il cielo e la terra. Egli è la manifestazione più evidente che Dio non è lontano. Quanti accusano il Signore di non rispondere al loro grido? Quanti dicono che si sentono soli, che non sentono la presenza del Signore? Si ricordino di Gesù. Non si devono ricordare di un Dio che deve aprire le nuvole e scendere in un raggio di luce. Dio non fa così. Dio è venuto tra di noi e si è fatto Lui stesso uomo per farci sapere che non è lontano. Egli ha camminato con noi, ha sudato nelle strade della Palestina, si è stancato, ha dormito, ha mangiato, ha ascoltato, ha sopportato le lamentele dei discepoli. Egli è stato vicino a noi e nel momento in cui si doveva allontanare per andare al Padre, promise: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Egli raggiunge l'uomo e raggiunge Dio. Non trattenermi, disse a Maria quando risorse, perché io devo andare, ma dillo ai miei fratelli, al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Devo raggiungere il Padre. E lo doveva fare. E lo testimonia Stefano prima di morire, martire, quando disse: io vedo il Signore e vedo il Signore Gesù in piedi alla destra di Dio. Egli non ha raggiunto solo l'uomo, ma come Salvatore risorto ha raggiunto il cielo e per questo può unire il cielo con la terra. Chi porterà, dice Giobbe, la mia causa a Dio? Dice: cosa potrò dirgli? Chi mi chiamerà in tribunale come una delle due cause? E l'altra, come una delle due parti, e l'altra parte è Dio. Chi mi chiamerà a fianco a Lui? Chi potrà esporre la mia causa? Gesù lo fa. Gesù ci raggiunge, ci convoca e ci riconcilia al Padre. Egli ha raggiunto la nostra anima ed Egli ha raggiunto il Padre. Egli riempie la nostra vita, Egli parla alla nostra vita e ci unisce al Padre. È Paolo che dice agli Efesini, e questo per noi non era possibile rimanendo alle parole di Giobbe, dice che noi in Cristo siamo seduti in cielo, ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Noi che in cielo non ci potevamo andare, noi che Dio non lo potevamo raggiungere, Cristo ci ha raggiunti e ci ha permesso di raggiungere il Padre. E ora siamo spiritualmente, per fede, seduti nei luoghi celesti. Gesù lo fa. Egli porta le nostre cose a Dio e porta le cose di Dio a noi. La nostra causa arriva a Dio. Egli ci insegnò a pregare nel nome suo, nel nome di Gesù, perché ci voleva far sapere che noi a Dio, aveva ragione Giobbe, così come siamo, non possiamo dire nulla. Ma pregate il Padre nel mio nome. Portategli la vostra causa nel mio nome. È come se la portassi io al Padre, egli vi ascolterà. Alleluia. Sì, Giobbe era disperato perché voleva parlare a Dio
e sapeva che non poteva perché era un peccatore, ma noi questa mattina non siamo disperati, noi sappiamo che la nostra preghiera è nel nome di Gesù. Ed Egli stesso porterà la nostra causa al Padre. Prega fratello, prega sorella, amico, se non hai mai pregato, prega Dio nel nome di Gesù. Ed Egli porterà i tuoi pesi al Padre. Egli porterà le tue preoccupazioni a Lui. Soprattutto Egli porterà la tua richiesta di essere perdonato. E nel nome di Gesù il Padre ci perdonerà. Ma in più Egli porta le cose di Dio a noi. L'abbiamo letto insieme, se vi ricordate, proprio venerdì. Salito in alto, Egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Abbiamo parlato di che tipo di doni vuol dire l'Apostolo Paolo in questo passo, ma in Romani dice ancora che Dio Padre, per mezzo di Gesù, poiché non ha risparmiato il suo unico figlio ma lo ha dato per noi, ci darà tutte le altre cose. Egli non soltanto porta i nostri pesi al Padre, ma Egli porta le cose del Padre a noi, le cose del cielo, le benedizioni del cielo, le promesse del cielo, la grazia divina. Le porta a noi che non avevamo speranza di ottenerle, ma Egli ci ha riconciliati al Padre. E i doni di Dio sono per noi l'esaudimento, la vittoria del Signore ricade su di noi, scendono dal cielo e riempiono la nostra vita di doni. C'è tra noi e Dio un arbitro che ci tocca e ci unisce e ci rende ricchi in Lui. Signore, vogliamo dire insieme, avvicinati a noi sempre di più per mezzo di Gesù. Nel verso 34 Giobbe dice, quando capisce che non c'è un mediatore, Dio, allontanati da me. Ed è la preghiera corretta del peccatore che sa che c'è un Dio santo, ma non c'è un arbitro, non c'è un mediatore, non c'è un salvatore, è la preghiera corretta. Ma noi non dobbiamo più pregare così. Noi dobbiamo dire il contrario. Dio, avvicinati a me per mezzo di Gesù. Amen. Per mezzo di Gesù. Noi preghiamo diversamente da Giobbe, perché per Cristo Dio stende la sua mano su di noi e oggi noi siamo uniti al Padre e siamo riconciliati con Lui e possiamo chiedere a Lui e sentiamo la sua comunione nel nostro cuore, perché Gesù ha fatto tutto. Amen. Adolescenti, giovani, adulti, anziani, bambini. C'è un mediatore per noi che ci permetterà di conoscere Dio e noi sentiremo il suo amore, la sua pace, la sua mano su di noi. Questo mediatore si chiama Gesù. Ci alziamo in piedi, invochiamo il nome di Gesù. Alleluia.